Io, secondo me, mi piacerebbe fare lo scrittore, passeggiare guardando la gente che cammina, si basa o si ciuccia il ghiacciolo con l'afa e dopo metterli nei libri. Mi piacerebbe che la mia faccia è sul libro in della vetrina e così dopo io la mia Gilda vede chi che sono e così la smette di dirmi che sono un bauco, un pappalugo e un bo da niente. Mi piacerebbe andare in ferie a Asiago, che tutti mi chiedono, sei in ferie? E così io ci dico, no, lavoro. E che dopo tutti i invidiosi mi dicono, ma che lavoro è che tu faresti a Asiago? E così io ci dico, mi ispiro, perché scrittore, se ti viene l'ispirazione, il resto è discesa. Mi piacerebbe anche andare alla televisione di Mentana che lui mi chiede, ma come caso hai fatto a scrivere un libro che tutto il mondo ne parla, non solo in italiano ma anche in straniero? E allora io, con la mia calma tipica di chi ha già pagato il mutuo, ci dico, ah, ma che caso vuoi che ti dico, Mentana? È un dono che ci ho. Per fare sto libro mi sono ispirato da gente che cammina, si basa e ciuccia il ghiacciolo a Asiago. Il resto è discesa. E così la mia mamma da lassù direbbe a sua sorella che anche lei lassù. Hai visto mio figlio che è razza di scrittore che lo interroga anche a Mentana? No, come tuo figlio che ruba i motorini e poi non è neanche buono a venderli. E sarebbe orgoglioso di me come la Madonna con Cristo. Mi piacerebbe fare lo scrittore, se solo so com'è che si fa, lo faccerei.